76esimo anniversario della liberazione a Treviso, la cerimonia al cimitero di San Lazzaro, un momento per riflettere sulla libertà e sul sacrificio nel secondo anno di pandemia. Vigilia delle riaperture, Zaia scrive una lettera ai veneti, responsabilità nel rispetto delle regole anticontagio per non tornare nell'abisso della pandemia. 21enne di Castello di Godico si schianta in motocross contro un albero, portato all'ospedale con ferite che sembravano di lieve entità, muore poche ore dopo per emorragia interna. La comunità è sotto shock. Fiamme nel pomeriggio a Covolo di Pederobba, un incendio partito dall'autorimessa si propaga all'abitazione, famiglia di 4 persone finisce all'ospedale per esalazioni. Vaccinazioni nella Marca, oggi defezioni al 10% dopo il boom di assenze di ieri. L'ULSS 2 per recuperare le prestazioni saltate pensa ad un nuovo Vax Day. È tornato in Borgo Cavour a Treviso il tradizionale mercatino dell'antiquariato, prima prova di ripartenza per gli hobbisti, per loro un ritorno alla vita. Un oggetto, una storia, la nostra rubrica della domenica ci porta a Lanzago di Silea per un'insolita ricorrenza. 76esimo anniversario della liberazione dell'Italia. Andiamo subito con le immagini al cimitero di San Lazzaro di Treviso. Buonasera, ben ritrovati il sindaco Mario Conte, il prefetto Maria Rosaria Laganà presenti e tante autorità civili e militari anche per ricordare Treviso, medaglia d'oro alla Resistenza. Una cerimonia breve e discreta nel silenzio di un luogo come il cimitero maggiore di Treviso, tra i cipressi e i prati già in fiore. Risuona solo il violino di Antonio Di Alti, appena tredicenne. A lui l'onore di intonare il silenzio di ordinanza davanti al sindaco di Treviso Mario Conte e al prefetto Maria Rosaria Laganà, alle massime autorità civili e militari della città e agli sguardi fieri di labari e gagliardetti delle associazioni combattentistiche ed Arma. Bagnata nelle sue piazze dal sangue di vittime innocenti, lasciò alla storia d'Italia 248 caduti e 144 feriti partigiani, 10.261 internati e deportati politici, 1.600 uccisi. Il picchetto d'onore ai caduti e il ricordo di Treviso, medaglia d'oro al valore militare. La città come esempio di lotta per la libertà, una libertà che, come ci insegnano i partigiani, è sacrificio e consapevolezza di fare parte di qualcosa di più grande. Libertà e partecipazione, concetti oggi in tempo di Covid mai così attuali. Stiamo tra l'altro combattendo con le restrizioni che ci hanno fatto provare un piccolo assaggio di privazione di libertà, e quindi pensiamo cosa hanno subito all'epoca i nostri concittadini, e quindi questa deve essere anche una responsabilità in più, che noi ci facciamo carico di vivere in libertà, significa vivere con responsabilità. Per il secondo anno consecutivo, un 25 aprile senza manifestazioni in piazza, ma con una vigilia importante, quella delle seppur parziali riaperture. Dal prefetto Maria Rosaria Laganà ancora l'invito alla cittadinanza, alla responsabilità e alla prudenza. Possiamo permettere il rischio di un'altra chiusura, sarebbe veramente un danno forse veramente non più recuperabile. Abbiamo già visto che una interpretazione errata di queste aperture, con una corsa a riappropriarsi subito di tutti gli spazi che invece in qualche modo devono essere mantenuti proprio fisicamente e non solo, in passato ci ha portato ovviamente a fare dei passi indietro. E il presidente del Veneto Luca Zaia, proprio in merito a questo tema, domani si riparte, si torna in zona gialla, ci sono delle parziali riaperture, ha scritto una lettera ai veneti chiedendo a loro prudenza e responsabilità. Siamo su uno spartiacque e da domani la responsabilità di ciascuno sarà fondamentale per non ritornare nell'abisso dell'epidemia. Il presidente della regione Luca Zaia scrive una lettera ai veneti in vista delle riaperture di domani per lanciare un forte appello alla coscienza dei cittadini nel rispettare le regole anticontagio che ormai tutti conosciamo e che valgono, ricorda Zaia, come un lockdown. Siamo chiamati ad una coabitazione intelligente e ragionata con il virus, finalizzata ad uscire definitivamente da questo incubo, scrive Zaia. A ben guardare, sono soltanto due gli scenari che abbiamo di fronte. Il primo è di accompagnare la società fino alla totale remissione del contagio, grazie al rispetto di poche semplici regole e alle vaccinazioni. Il secondo ha i contorni di un ritorno nell'abisso dell'epidemia, nella fase più buia della reinfezione. Nessuno ha in mano la sfera di cristallo per dirci con esattezza quale sarà il futuro che attende l'Italia ed il mondo. L'attenzione deve continuare ad essere massima. Ecco dunque che in
questa lettera del 25 aprile il governatore si rivolge in particolare ai ragazzi che sono coinvolti su più fronti, in primis quello scolastico, e gli chiede di vigilare su tutte le forme di aggregazione all'aperto e di tenere sempre la mascherina correttamente indossata, perché se ad oggi pare che questo virus non abbia esiti sanitari particolarmente pesanti per la fascia più giovane della popolazione, è pur vero che i ragazzi costituiscono comunque una catena di trasmissione importante, con esiti spesso assai pericolosi. Il sacrificio e l'attenzione che vi chiedo, conclude Zaia, lo dobbiamo ai nostri cari, ai veneti e al Veneto, e da questo virus, come la nostra storia ci insegna, ne usciremo. C'è stato un incidente ieri, siamo in un comune vicino a Castello di Godego, un ragazzo di 21 anni è finito con la sua moto da cross contro un albero, morirà poche ore dopo all'ospedale. Dolore e sconcerto a Castello di Godego, dove stamattina si è appresa la notizia della morte di Nicolò Guidolin, 21 anni appena. Era con un amico ieri pomeriggio quando improvvisamente ha perso il controllo della sua moto da cross, finendo contro un albero in via Panevecco. Era cosciente subito dopo l'impatto, si è alzato da terra con le sue gambe, ha parlato addirittura con una coppia di residenti che gli ha prestato il primo soccorso in quella strada semisterrata. L'ambulanza del 118 lo ha portato all'ospedale di Castelfranco, dove in un primo momento sembrava fosse arrivato solo per accertamenti. Nicolò era anche riuscito a parlare con la mamma, sto bene, le aveva detto. In quel momento una delle sorelle più piccole stava per ricevere la cresima, mentre il papà si trovava all'estero perché operaio manutentore per la Breton. Poco dopo la situazione è precipitata, Nicolò è spirato in ospedale a causa di un'emorragia interna. Lascia mamma, papà e 2 sorelle più piccole. Frequentava l'ultimo anno dell'Ipsia di Castelfranco Veneto, con gli amici condivideva la passione per la motocross e lo skateboard. Sul posto, per fare luce sulla dinamica dello schianto, la polizia stradale di Castelfranco. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data dei funerali. Come stanno andando le vaccinazioni? Oggi un 10% di defezioni per le vaccinazioni dei settantenni, e allora il direttore generale Francesco Benazzi pensa ad un nuovo Vax Day per recuperare le persone che ancora non hanno ricevuto il siero. Dopo il boom di defezioni di ieri, quando circa il 30% dei settantenni convocati per il vaccino non si è presentato, ma all'appello sono mancati anche alcuni over 80 chiamati per la seconda dose, oggi nei Vax Point della Marca è andata meglio e la percentuale degli assenti si è attestata intorno al 10%. L'ULSS 2 contatterà la conferenza dei sindaci per stabilire un nuovo Vax Day. Per chiedere loro se c'era una disponibilità per domenica 2 maggio di poter fare una vaccinazione, un vaccination day, dove appunto, come abbiamo già fatto, in particolare per la classe 70-75, che è quella che ha risposto un po' meno, e quindi vedere di fare per mese di nascita una chiamata proprio diretta. L'obiettivo è arrivare a chiudere per il 6 maggio la classe d'età 70-79, così da cominciare con i sessantenni. La prossima settimana si procederà anche con i sanitari non ancora vaccinati, circa 1500 persone, tra le quali ci sono diversi Novax, ma anche medici e operatori che avevano contratto il Covid ed hanno dovuto rinviare la vaccinazione. Chi non lo vorrà fare, chiaramente noi dovremmo richiamarlo, contattarlo e sospenderlo come prevede il decreto legge. L'appello ai trevigiani, alla vigilia del ritorno in zona gialla, è alla prudenza e a fare il vaccino, perché in terapia intensiva ci sono ancora 30 persone. Oggi in terapia intensiva abbiamo i cinquantenni, non abbiamo più gli ottantenni che per fortuna sono vaccinati, abbiamo i cinquantenni, quindi attenzione, lo dico ai cinquantenni, ai sessantenni, ai settantenni. Vaccinatevi, perché il rischio esiste, quindi un messaggio è: 26 si riapre, torniamo a vivere, comportiamoci bene, perché vogliamo restare gialli, vogliamo tornare bianchi, cioè vogliamo tornare alla vita normale. E chi ancora non ha ricevuto il vaccino, è in attesa di farlo, sono i familiari dei tanti disabili della Marca. 9 centri diurni che accolgono quasi 200 disabili anche gravi, ragazzi non sempre più così giovani che ad oggi hanno ricevuto la vaccinazione, almeno la prima dose, ma altrettanto non si può dire delle loro famiglie. Erano stati convocati a metà aprile. La lista dei cosiddetti caregiver era stata consegnata alla Regione a suo tempo. Per loro la nuova data fissata ora è quella del 13 maggio, ma i familiari hanno paura che possa nuovamente slittare. Ci hanno più volte, avvisato di fare il vaccino, abbiamo raccolto tutti quanti i nominativi dei familiari
però ci posticipano di settimana in settimana, circa un mese che aspettiamo, che ogni volta ci spostano per vari motivi, mancano i vaccini, ci sono dichiarazioni diverse. E noi stiamo sempre in attesa. Queste madri e padri non si stanno prenotando negli slot messi a disposizione dalla Regione perché i loro nomi rientrano nella lista dei caregiver e per questo stanno attendendo il loro turno. Quello della vaccinazione in realtà è uno dei temi sollevati da Maurizio Catarin, l'ultimo dei tanti. Il più importante per queste famiglie, quello della mancanza di strutture e alloggio che possono diventare casa per questi disabili qualora dovesse venire a mancare chi si occupa di loro. Una delle proposte nostre, visto che non ci sono i soldi per poterle fare, era quella di fare un addizionale IRPEF di scopo per un anno, raccogliere un po' di soldi e sistemare le cose, perché altrimenti così andremo sempre peggiorando. Quante famiglie sono in attesa di un alloggio per un disabile? Beh, solo quelle che gestisco io, che sono circa 200, ce ne sono almeno 140 che vorrebbero, non adesso perché adesso riescono a gestirle, però vorrebbero inserirle con l'andare del tempo, perché l'età passa per tutti, inserirle in qualche struttura. Noi torniamo in città, assente da 2 mesi, è tornato lo storico mercatino dell'antiquariato di Borgo Cavour. Anche in questo caso si è parlato di una rinascita. È stato terribile proprio, ci è mancato tanto. L'ultimo mercatino risale al 28 febbraio, ma per molti degli hobbisti con i loro preziosi d'arte e collezionismo, oggi 25 aprile essere qui rappresenta una sorta di rinascita. È deprimente per noi gli anziani perché è un modo per essere a contatto con le persone e uno che ha una passione di collezionare ha bisogno anche di condividere con gli altri. C'è chi manca da mesi, chi addirittura da un anno. Penso un anno, quasi circa un anno, 8-9 mesi. È una bellissima giornata, siamo soddisfatti. Vende? Pochissimo. Cosa sono stati per lei questi 4 mesi? Speranza di sperare sempre di farcela, di riuscire a tornare, aspettando. A Borgo Cavour torna la passeggiata nell'antica contrada della domenica, fatta di cose belle e antiche, con il vintage e l'antiquariato. Un splendore, vedere la gente con un po' di sorriso, è una rinascita anche sia a livello nazionale che a livello del Borgo Cavour. Il mercato, lo raccontano proprio i suoi protagonisti, non è business ma passione e incontro. Oltre alla cultura, che questo è un bene necessario per le tradizioni e i ricordi. Questo è qualcosa che ci unisce, che non che ci divide. Una domenica frizzante questa mattina in città, dove tra una bancarella e l'altra c'è già chi inizia a pregustare questo scorcio di libertà che da domani la zona gialla ci consentirà. Non ce la facciamo più. Qual è la prima cosa che farà a partire da domani, quando si potrà riaprire un po'? Andare al mare. Però la pizza al ristorante è la prima cosa. Respirare. Di trovarmi con gli amici, naturalmente, di prendere un aperitivo, stare all'aria aperta, di godermi il bel sole e la voglia di vivere che mi manca ormai fra un po'. 25 aprile è anche San Marco. Oggi abbiamo seguito in diretta la Santa Messa alla Basilica officiata dal Patriarca. Nella seconda festa di San Marco, segnata dalla pandemia, il Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, celebra la messa solenne in basilica, stavolta davanti ai fedeli pur distanziati, le autorità civili e militari, e in apertura dell'omelia ricorda il legame tra la festa religiosa dell'Evangelista Marco, patrono di Venezia e del Veneto, e quella civile. È anche la giornata in cui come cittadini ricordiamo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio di una ripartenza che non fu facile. Un legame con l'attualità segnato anche dall'omaggio del tradizionale boccolo offerto dai gondolieri al santo patrono. Il gesto di quest'anno assume un significato particolare in quanto dice la sofferenza dell'intera città e dice la volontà di ripartenza. Le genti venete devono essere orgogliose di avere San Marco come patrono, ha detto Monsignor Moraglia. San Marco, patrono di Venezia, protettore delle genti venete, interceda per noi. Ci doni coraggio, prontezza, generosità per metterci alla scuola del Vangelo affinché impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo. Buona festa di San Marco a tutti.
Prima pagina della cronaca, c'è stato un intervento salvavita. Questa mattina siamo in via dei Cimbri lungo la ciclopedonale del Meschio. Un 45enne podista si è sentito male, è stato subito soccorso da un passante che ha chiamato il 118. Teleguidato, l'uomo dai sanitari ha praticato il massaggio cardiaco sul posto in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La rianimazione è proseguita finché l'uomo ha ripreso coscienza. È stato elitrasportato all'ospedale di Conegliano, dove ora si trova ricoverato, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ancora un intervento dei vigili del fuoco a Covolo di Pederobba, siamo in via Guizza, un incendio divampato nel ricovero attrezzi garage dell'abitazione che ha parzialmente intaccato anche la casa. Tutta la famiglia, 4 persone, è stata ricoverata in ospedale a Montebelluna a causa dell'inalazione del fumo. Ancora poco chiare le cause di innesco, ma le fiamme si sono ben presto propagate al tetto e poi alla vicina abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 autobotti, un'autogru, hanno dovuto agire a lungo per avere la meglio sull'incendio, tanto da dover persino aprire un'apertura sul tetto per permettere la fuoriuscita del fumo. E a proposito di incendio, torniamo con le immagini in via Pennacchi. Dopo il grosso incendio che si è verificato ieri nel primo pomeriggio, sono 10 gli intossicati, tra cui 2 anziani e un disabile. Questo il bilancio. La palazzina è assolutamente inagibile. Tutte le famiglie sfollate hanno trovato una sistemazione, compresa la donna disabile. Qui è stato offerto un tetto da Suor Nancy al San Camillo di Treviso. Il rogo ha distrutto completamente l'appartamento e si è propagato anche in quelli sopra e sotto nel vano scale. Le cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Pochi secondi di pubblicità e poi continuiamo con tutte le notizie.